I prezzi degli ski pass in Friuli Venezia Giulia non subiranno alcuna variazione, almeno per ora, almeno per la stagione turistica invernale 2025-2026. A confermarlo l'assessore regionale al turismo Sergio Mediobini, che ricorda come gli importi del comprensorio sciistico del Friuli Venezia Giulia siano fra i più bassi in assoluto, aggiungendo che inevitabilmente in futuro ci sarà un ritocco. I prezzi degli ski pass adesso stiamo ancora vedendo, però insomma noi tenderemo a mantenere un po' siamo bassissimi, ragazzi, perché sta roba qua va detta, noi siamo i più bassi in assoluto e anche lì sai il fatto di essere troppo basso magari rischia di essere anche controproducente, quindi adesso stiamo verificando e rimarranno comunque invariate anche per il prossimo, arriverà il momento dove saremo costretti anche ad aumentarli. Mare e montagna fanno registrare numeri sempre più importanti, con una crescita che dal dopo Covid è costante anno dopo anno. Un'asticella che si alza e che pone un ragionamento sullo sforzo che bisogna fare per mantenere questi standard. Abbiamo quasi archiviato quella estiva, oggi col tempo di oggi effettivamente l'abbiamo archiviata, però devo dire ma anche lì con ottimi risultati, presenze in aumento. L'abbiamo già preparata noi con Promo Turismo la stagione invernale, anche lì ci attendiamo degli ottimi risultati, abbiamo tutti i poli che stanno rispondendo molto molto bene, quindi e insomma, anno su anno siamo come l'Imoco, no? Ho visto prima il palmarès di quella squadra, ha vinto tutto, Coppa Champions, campionati italiani, Supercoppa, insomma di tutto di più. E insomma anche noi stiamo vincendo in questi anni di tutto e di più. L'asticella tu la alzi anno su anno, però è sempre più difficile riuscire a saltarla. Però insomma dai, ce la stiamo facendo.